Nel passato, se d'inverno qualcuno aveva bisogno di ghiaccio per qualche motivo, mantenere dei cibi eccetera, capitava a volte, oppure uno si è scassato un polso, la gamba eccetera, ha bisogno di farsi impacchi freddi, e venivano qui, mi raccontavano gli anziani, a prendersi la stalactite, portarsela a casa, la macinavano o la pestavano e quindi poi facevano i pacchi o conservavano i cibi, ecco. All'interno, qui proprio all'angolo, abbiamo poi la sorpresa, una miniera bellissima da vedere interna, perché ha una formazione di stalactiti, di concrezioni, che è bella. Quindi importante è che chi magari viene a fare la visita qua non rovini queste cose. Fino a 12 milioni di anni fa era laguna. In sostanza non è altro che materiale, piante in sostanza, sepolto in laguna. Allora la laguna, cosa combinava la laguna? Faceva affondare il materiale, le piante, le proteggeva dal loro marcimento e così faceva anche il sale del mare, proteggeva il legname. Quindi questi eventi che dicevo prima, questi potenti eventi, riuscivano anche a portare in laguna materiale ligneo, cioè piante intere, eccetera, e veniva seppellito. Qui siamo quindi a nord, dietro questo costone corre il filone di carbone più antico, che è il più cristallino. È partito un po', che è chiaro che è un fenomeno che avviene pian pianino, però quel tipo di sollevamento che ha prodotto questa. Allora, la copertura del carbone, no? Successivamente però il tempo cosa fa? Erode e riporta un po' allo scoperto i tesori che aveva nascosto con moltissimi anni, diciamo. Vedi, questo è conglomerato, cementato col carbonato di calcio, anzi è meglio bicarbonato di calcio, vedi? Tempo, bicarbonato di calcio, la ghiaia, cioè la montagna disfattasi, vedi, si è risolidificata con il tempo. Tu sai come si formano le stalattiti? Sì. Allora le stalattiti, titi da tetto, quindi dall'alto verso il basso, miti dal monte, dal basso verso l'alto, e formano il monte. Le infiltrazioni d'acqua in una galleria o una grotta, che cosa portano? Allora l'acqua piovana, scendendo nella roccia, anzi nell'aria, l'acqua piovana accumula l'anidride carbonica. Scendendo nella roccia, cosa succede? Che l'anidride carbonica discioglie il carbonato di calcio, che è la roccia, in bicarbonato di calcio solubile. Perché anche io una volta mi chiedevo, ma la grotta è vuota adesso, dove è andata a finire la roccia? La roccia si è disciolta in bicarbonato di calcio solubile. Come tu vedi, hai in mente il bicarbonato di sodio? Sì. Ecco, allora quello è di sodio, quello di calcio è la stessa cosa, solubile nell'acqua, tu non lo vedi più quando lo hai sciolto. E quindi la roccia sparisce, viene dilavata via con l'acqua. Guarda che formazione. Ecco, allora, per esempio un altro particolare, c'era un motivo per puntare la galleria sulla roccia. E c'era un motivo, perché la galleria sulla roccia non frana mai, non crea mai pericolo. Se invece tu, come abbiamo visto prima, punti una galleria sul tufo, su questo materiale qui, vedi? Gela, sgela, umido, secco, eccetera, può essere che frani tutto, o anche l'infiltrazione d'acqua, e ti chiude all'interno.
Per esempio sulla Croda del Mus c'era una galleria che era puntata, cioè c'era la sponda piegata in questa maniera, no? E quindi sempre una pressione in questa maniera e la galleria correva così. Allora cosa succedeva? Che al minimo una volta alla settimana i minatori dovevano tagliare il fianco, cioè asportare una parte del fianco perché diciamo che la pressione del terreno portava verso all'interno della galleria del materiale, cioè tu vedevi proprio la montagna che calava all'interno della galleria.